e si guardano tutti e tre, si studiano. Naturalmente Colombo sta guadagnando là avanti e Girardi che allunga, risponde Pantò e rimane qua, lui rimane qua il leader, mentre l'azione sulla testa si fa sempre più incisiva e l'atleta della Bustese con la ruota Pantò che cerca Colombo che ormai è imminente al traguardo, superato i 500 metri, ancora Girardi ci prova, là davanti c'è Colombo, un Colombo che cerca ed anche Pantò, ora viene all'azione, c'è Colombo, eccolo qua, l'atleta della Palatago, ma arriva tutta Pantò il suo compagno, eccolo qua, mentre Girardi cerca ancora l'aggancio, ora sono in 250 metri, Pantò e Colombo si guardano, arriva Girardi e parte via dritto, guardate il finale pirotecnico, interessante, Girardi che ha cercato ed eccolo qui, è lui che va a vincere, veramente un finale elettrizzante, interessante, imponente, vince Girardi avanti a... Andiamo ancora sulla testa di questa corsa, mentre ecco qua arrivano altri atleti a dare manforte a cercare la testa ed è Saronni, Luigi Saronni, eccolo qua, ha scretolato il gruppo Saronni, si sta portando sul 2 metri Salomone, ha staccato l'atleta della Berti, sale Saronni, veramente una azione importante quella di Saronni, eccolo qua. Sale Saronni, va alla ricerca, 500 metri, l'atleta della Bustese cerca l'azione importante in questa fase ed ecco qua 500 metri, Saronni sale, Stefano sei tutti noi, là davanti Salomone con la sua pedalata, qui Saronni insiste nell'inseguimento, è in seconda posizione, sale la strada, si fa più impegnativa, 400 metri, Salomone davanti, Saronni là sul fondo, si scretola il gruppo, finale a Valsecca, veramente importante, ed è Saronni ora che si sta portando sulla ruota di Salomone, stanno finendo i 500 metri, ed eccolo qua che Saronni affianca Salomone, è un'azione importante ormai, quella di Saronni, che ci sta portando al traguardo, guardate che spettacolo, spettacolo nello spettacolo, ancora sale Saronni, Salomone non ce la fa, finale al Cardiopalma, spettacolo, guardate, arrivo da Tour de France, anzi scusate, da Tresoni aerobica, ancora Saronni, ora imbocca la curva dei 150 metri, e Saronni è un uomo solo al comando, è un nome importante, quello di Saronni, che ormai è pronto per alzare le mani, per trionfare in una giornata di scalatori, di grandi uomini, di uomini.